Buongiorno a tutti. Inizierei, un saluto anche a tutti coloro che sono collegati. Inizierei, scusate, siamo arrivati un po' correndo oggi al punto stampa perché abbiamo fatto la videoconferenza stamattina, abbiamo fatto la giunta di videoconferenza, abbiamo fatto la videoconferenza con i direttori generali e poi la unità di crisi che si fa diciamo alla bisogna quando c'è la necessità, e si è fatta anche l'unità di crisi che si è appena conclusa. Vi darei subito i dati, quelli generali del bollettino. Siamo a 328.000 tamponi, sono 8.260 tamponi in più rispetto a ieri. E quindi la macchina è stata riparata, è stato riparato il registrattore, quindi la macchina è tornata a regime. In isolamento ci sono 7.886, sono 163 persone in meno rispetto a ieri, vedete che il numero scende sempre di più. Siamo ormai una popolazione in isolamento, eravamo arrivati a numeri molto più importanti. Abbiamo di positivi 17.708 più 129. Ovviamente questo fa parte della politica dei tamponi. Voi vedete che ogni giorno abbiamo sostanzialmente 8-9 mila, anzi 9 mila tamponi in più, e voi capite che su 9 mila tamponi, se volessimo fare anche il conto della serva, abbiamo 129 positivi su 9 mila tamponi praticamente. Ricoverati sono 1187, ci stiamo pian piano avvicinando alla fatidica soglia dei 1000. Eravamo arrivati a 2000, se vi ricordate, 2100 eravamo nel picco, sono meno 35 rispetto a ieri. Terapie intensive continuano a scendere, 120, meno 3. I dimessi sono 2508 più 42, quindi 42 dimessi in più rispetto a ieri. Quindi si sta uscendo dagli ospedali, finiscono le cure e ovviamente ci sono questi risultati. I morti in ospedale sono 1102 più 18, in totale sono 1408, quindi 1408 in ospedale e fuori. I nati sono nelle ultime 24 ore 77. Guardate, io oggi non aggiungerei altre notizie, ma brevemente vorrei fare una piccola riflessione rispetto a quello che sta accadendo. Sempre a braccio, ragionando a voce alta e condividendo alcune riflessioni. Penso che sia fondamentale ricordare da parte mia alcuni aspetti. Lo dico perché vedo commenti, ovviamente non dei veneti, però è giusto spiegare che questa regione, fino a venerdì scorso, giorno dell'adozione della famosa ordinanza dell'asporto, per capirci, penso fosse venerdì o giovedì scorso, noi abbiamo applicato sempre i DPCM in maniera restrittiva. Ve lo ricordo perché noi siamo quelli che quando nel DPCM c'era scritto cartolerie, librerie e negozi per abbigliamento per bimbi aperti tutti i giorni, noi abbiamo scelto di aprire solo 2 giorni alla settimana. Siamo ancora oggi con un'ordinanza in piedi fino al 4 di maggio che prevede che i supermercati siano chiusi la domenica. Siamo quelli che hanno introdotto il principio dei 200 metri da casa quando il DPCM prevedeva nelle vicinanze di casa. Quindi non posso accettare che qualcuno dica che i veneti sono irresponsabili. I veneti sono persone per bene e penso che la nostra comunità lo abbia dimostrato in questa emergenza in maniera impeccabile. E non a caso il mondo intero guarda il comportamento dei veneti e cosa è accaduto in Veneto. Dall'altro è pur vero che nel momento in cui si vedono ovviamente necessità di dare delle risposte ai cittadini,
penso che i veneti e soprattutto il loro rappresentante, cioè il sottoscritto, non si possa girare dall'altra parte. Qui fuori abbiamo ad esempio una categoria importante della nostra economia che sono le parrucchieri, i barbieri, l'estetista, insomma è economia vera, reale, sono artigiani, vorrei ricordarlo a qualcuno che magari ogni tanto fa il sorrisino, sono degli artigiani, delle artigiane, hanno diritto al rispetto ed hanno diritto a delle risposte. E io penso che quindi in questa direzione ci siamo mossi ad esempio per i cibi da asporto, ci siamo mossi per dire che si va da soli a comprare il cibo da asporto, che può essere la pizza piuttosto che il panino o quant'altro, lo si consuma a casa e chiusa lì, non ci vedo rischi sanitari in un'operazione del genere, anzi, ma lo si fa anche perché molte imprese sono aperte. Vorrei ricordare che se le strade sono piene non è perché la regione ha fatto provvedimenti speciali, è perché il governo a un certo punto ha deciso di autorizzare i codici Ateco, di autorizzare contemporaneamente le deroghe per i codici non previsti, di autorizzare contemporaneamente anche i silenzi assensi delle prefetture. Ma non lo sto dicendo per allocare colpe, lo sto dicendo per l'obbligo che tutti noi in teoria dovremmo avere, che è quello della verità e della chiarezza. Allora, se qualcuno ha fatto pasticci, deve solo riconoscere che li ha fatti, punto. Di errori ne facciamo tutti, io per primo, però penso che la vera storia di questa partita sia questa. Penso non sia stato sbagliato autorizzare i codici Ateco, penso non sia stato sbagliato autorizzare il regime delle deroghe, penso che addirittura si dovesse fare di più. Oggi abbiamo degli indicatori che ci dicono che si può allargare, almeno lo dicono in Veneto, poi io non ho la presunzione per parlare a nome degli altri colleghi, perché ogni regione ha una storia a sé dal punto di vista epidemiologico e sanitario. Però è pur vero che se autorizziamo o firmo un'ordinanza nella quale si prevede che tu puoi uscire da casa da ieri sera alle 6 e andarti a fare la passeggiata senza star lì col metro a pensare quanto distante sei da casa, ma pur sempre nel territorio comunale, pur sempre uscendo da soli, pur sempre con la mascherina, penso che questo sia un grande segnale che si dà di attenzione, di fiducia e anche di solidarietà nei confronti dei veneti che si sono fatti 2 mesi di quarantena senza batter ciglio. Punto. Qualcuno lo vede come un atto sovversivo, io no. Peraltro sono in buona compagnia, c'è la Liguria, c'è il Friuli Venezia Giulia, non parliamo dell'asporto, no? Fa sempre notizia quello che fa il Veneto. Voglio ricordarvi che sono le Marche, c'è l'Emilia Romagna, c'è la Liguria, c'è mezzo mondo, però ormai abbiamo capito che il problema in questo paese è il Veneto. Allora, io non vorrei che qualcuno pensasse che abbiamo, siccome leggo anche da qualche parte, è ricerca di visibilità, guardate, io primo non ne ho bisogno, secondo non mi interessa, che è chiaro, no? Non ho nessun progetto di scalate nazionali o di scalate politiche, non l'ho mai avuto nella mia vita, figuratevi. Avete modo di andare a controllarvi tutte le mie dichiarazioni, registratevele, ma lasciateci lavorare in pace, perché noi siamo in difficoltà, come al solito, quando si avvicinano le elezioni, cosa vi dico ogni volta? Finitela con queste manfrine, perché poi abbiamo difficoltà a lavorare, perché una telefonata che tu magari fai a un tuo interlocutore nazionale, magari del governo, in un tempo di tranquillità, assume connotati inspiegabili magari in qualche altro momento nel quale si avvicinano le elezioni, qualcosa. Guardate, io sono concentrato sui Veneto, lasciateci in pace. I Veneti hanno bisogno del loro governatore, punto. Ai Veneti dico questo. Abbiamo fatto queste ordinanze, non escludo di farne anche qualcun'altra di aggiustamento, perché abbiamo istanze che arrivano. Abbiamo istanze che arrivano ancora di altri cittadini che ci dicono ma il fuori regione, nella regione si può andare nella casa, nella seconda casa, anche qui vorrei spiegare, si va individualmente, da soli, nella seconda casa, si va per controllare o per vedere se uno ha dei lavori da fare o quant'altro, non si alloggia lì, si torna a casa. Allora, da un punto di vista sanitario sfido chiunque a dirmi che questa è una messa a repentaglio della salute, cioè uno esce di casa con la mascherina, da solo, medica si mette su anche i guanti di lattice, parte da Mestre, da Marghera dove siamo oggi, va
cito una località che ha bisogno magari di essere citata, va nel Nevegal a controllare se l'abitazione è caduta con la neve oppure no e torna a casa, ma che ha messo a repentaglio la salute di chi? Allora, vedete che ci vuole anche del buon senso. Ai veneti cosa dico? Dico che ci sono, io le ordinanze le ho firmate, non le revoco, questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha la speranza che io revochi ordinanze, che ha sbagliato indirizzo. Se qualcuno è convinto che sono illegittime, le impugna. E dico ai veneti, fate attenzione perché noi siamo sotto la lente di ingrandimento, quindi cerchiamo di uscire con la mascherina, tutto a posto, perché troveranno sicuramente qualche scusa per dire che è l'assalto alla diligenza. Noi siamo persone per bene come veneti e non le facciamo ste robe. Alle forze dell'ordine, che ringrazio, a tutti coloro che controllano, che so che fanno un lavoro immane, chiedo, come si può dire, il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello che in giurisprudenza non esiste una legge, ma si cita sempre, no? Il buon senso del buon padre di famiglia, che è quello dell'approccio di capire che, insomma, bisogna anche capire che se uno non ha la mascherina, gli dici guarda, torna a casa e recuperati una mascherina se lo trovi fuori in passeggiata. Non è che gli piazzi 400 euro di multa perché ti metti a fare il giurista e dici ma il DPCM e l'ordinanza, e capite che sennò diventa una guerra tra poveri. Io penso che ci voglia tolleranza, applicare per carità le leggi, ma anche fare un'azione di accompagnamento e di comprensione nei confronti di un popolo che è rimasto 2 mesi in casa. Guardate, voi siete testimoni come me, io non ho visto ammassamenti ieri sera alle 6, io sono uscito, non ho visto ammassamenti alle 6, ho visto persone da sole con la mascherina che si facevano la passeggiata, tanti ci hanno mandato la foto in mezzo ai campi, in campagna, ringraziando, grazie. Cioè, il rapporto con la natura abbiamo ripristinato. Noi non se cerchiamo il conflitto sociale, se cercassimo il conflitto sociale, avremmo evitato di fare ordinanze, avremmo risposto ai cittadini, guardate, restate in casa, è colpa di Roma. Questo avremmo fatto. Ma lo si capisce questo o no? Guardate che noi potevamo fare così e nessuno mi poteva smentire. Avrei detto c'è un DPCM, vede? Invece noi siamo convinti che in questa fase non servono casini, ma servono buone azioni. E i veneti sono in prima fila, questo volevo dirvi. Allora, la preoccupazione qual è? Io faccio appello al governo e continuo a dirlo perché si rovesci il principio di ragionamento. Stabiliamo, come vi ho detto ieri, quali sono le regole per mettere in sicurezza la nostra vita, che è quella che avete fatto anche voi, no? Siete usciti di casa per venire qua con la mascherina, con i guanti, vi fate il vostro lavoro ormai da 2 mesi qui, assieme a me, utilizziamo tutti, tranne in questo frangente per me, la mascherina. Io mi sono protetto con questa. Io 60, quanti giorni sono? Io non ho utilizzato altre mascherine. Penso una volta, forse perché non ce l'avevo, questa. E dico, e nessuno è venuto a dire a voi che la conferenza stampa deve avere i plexiglass e altre robe, o no? E quindi se noi stabiliamo le regole minimali che debbono essere adottate non solo dai singoli ma anche dalle strutture, ne viene fuori che il negozio, se aveste un negozio, se avessimo un negozio, cominceremo a dire devo far entrare poca gente perché non devo ammettere gli ammassamenti, devo suggerire che stiano distaccati 2-3 metri in base al negozio, gli dirò che all'ingresso debbono trovare il gel per igienizzarsi le mani e anche per l'uscita e devono entrare con la mascherina. Io dovrò essere come esercente con la mascherina e i guanti e finisce lì. Non serve scrivere una Treccani di norme per ogni attività. Guardate che si stanno incasinando e la prova qual è? Che prima le messe non si possono fare, adesso sembra che si possono fare, che prima sembrava che una roba fosse certa eppure no. Ad oggi siamo veramente in balia delle onde. E la dimostrazione, la prova concreta sono le parrucchiere e i barbieri e tutta quella categoria delle cure estetiche. Ma sarà mica possibile, addirittura si sono inventati in Veneto la mascherina adesiva. Se uno va a tagliarsi i capelli, si mette la mascherina adesiva in faccia, l'operatore avrà le mani igienizzate, le forbici saranno sterilizzate perché ormai erano anche prima previste
i trattamenti con gli ultravioletti e quello che è, o l'alcol, quello che volete, taglia i capelli, tutti e due hanno la mascherina, va a casa, paga, è finita lì. Cioè, dov'è il problema? Se il problema fosse così violento, perdonatemi, allora vuol dire che dobbiamo chiudere tutti quelli che fanno fisioterapia, dobbiamo chiudere tutti gli ambulatori medici, tutti quelli che fanno attività sicuramente di altissimo profilo in un'emergenza, ma che comunque da un punto di vista formale si avvicinano nel contatto umano molto di più addirittura di quello che si potrebbe fare tagliando i capelli. Lo dico perché mi sembra che poi posso dire una roba, vi sfido, nessuno ha capito cosa accadrà, perché io ad esempio nel DPCM che ho letto tutto non ho ancora capito cosa accadrà o cosa dovrebbe accadere per le uscite di casa. Si dice che si apriranno i parchi, ma non c'è scritto poi una riga dopo perché tutti potranno uscire di casa e andare in giro. Si preannuncia che arriveranno altri provvedimenti, io spero che nottetempo, la notte e il giorno porti buon consiglio a questo governo. Lo dico solo, ma lo dico in maniera costruttiva, a noi veneti interessa ripartire. E poi c'è tutto il tema del turismo, che è un tema che ci inquieta. Il turismo perde dei 50.000 posti di lavoro che si perdono in Veneto, 35.000 sono del turismo. Il turismo è in grossa difficoltà, non possiamo vedere le pubblicità nei giornali austriaci e tedeschi che ormai definiscono un corridoio con la Croazia perché nessuno si sta interessando a livello internazionale dei nostri rapporti e per dire che noi comunque apriremo le nostre località turistiche. Guardate, io penso che si possa affrontare e recuperare anche il tempo perso. Allora, sulla chiusura tutti parlavano della Germania che non ha chiuso, ok. Io sono convinto che sia stata utile fare la quarantena e utilizzare le misure restrittive che sono state adottate, però è pur vero che adesso siamo tutti sulla stessa griglia di partenza, non è che ancora possiamo andare avanti col freno a mano tirato, pensavo veramente gli altri ci fregano del tutto. Ai Veneti infine, è l'appello che faccio, oltre di rispettare le regole, l'appello veramente di farlo fino in fondo, perché se ci fosse un ritorno di fiamma dell'infezione si torna come il gioco dell'oca alla casella di partenza. Guardate che non è escluso che si possano avere dei focolai e tutto è direttamente proporzionale al nostro comportamento e quindi dobbiamo fare veramente un grande lavoro di squadra. Domande ragazzi? Tosato, Martino Di Paolo. Ciao. Mi sembra che una delle preoccupazioni che emergono alla luce del decreto del governo sia senza dubbio quello della, come dire, da una parte la ripartenza industriale, dall'altra però la condizione in cui versano ad esempio le famiglie per quello che riguarda l'impresa della scuola. Tu hai citato il turismo che è un altro settore in ginocchio. Ecco, su questo ieri ci sono state per la verità, ieri anche oggi, molte critiche, molte osservazioni anche abbastanza polemiche. Da parte della... Io non leggo i giornali, quindi non l'avevo visto. Beh, ti informiamo noi. Da parte della Regione è possibile un percorso di accompagnamento? Tu qualche settimana fa parlavi, noi vogliamo accompagnare le nostre imprese, vogliamo accompagnare il nostro turismo. Ma noi, guarda, Filippo, noi facciamo tutto quello che si può fare, cioè gli assessori tutti gli assessori che ho incontrato anche stamattina in giunta, in videoconferenza, sono attivati per i loro comparti. Sulla scuola stiamo facendo tutta una serie di attività, ma vi ricordo che il tutto non prescinde che noi vogliamo un parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, stiamo parlando di bimbi, stiamo parlando di persone e di operatori che devono essere sereni e poter lavorare in sicurezza, ove sia possibile. Vogliamo creare anche un network di più realtà per le famiglie. È il vero tragico problema, assieme a quello dell'occupazione che oggi le famiglie hanno, che è quello dell'accudimento dei minori e dei bimbi in generale. Quanto alle polemiche, guardate, io potrei rispondere in 3.000 modi, però vi dico solo una cosa: le cose che facciamo noi come ordinanze le fanno un po' tutte le regioni, a iniziare da quelle, diciamo, dello stesso colore politico del governo, punto. Cioè,
non aggiungo altro, guardate, leggevo, sembra che il sindaco di Firenze, sembra, verificheremo, abbia annunciato che vuole riaprire le scuole. Se ci riesce o se ha avuto un'idea per riaprire le scuole, cercheremo di capire cosa fa, ma non mi risulta che sia della Lega o del centrodestra, mi risulta che sia un sindaco di centrosinistra, per cui perché noi dobbiamo diventare il parafulmine di tutti quelli che hanno qualcosa, vogliono avere forse la vera motivazione, un po' di visibilità in questa partita? Non lo so, cioè penso che questa partita non debba crescere nel dibattito con le offese, no? Cioè non vedo un dibattito sano in questa partita. Mi avete mai sentito offendere qualcuno? Se tu hai argomentazioni meglio delle mie, le porti, punto e basta. Allora, apriti il cielo perché Zaia ha aperto alle passeggiate, andate a suonare i campanelli dei condomini, dite guarda io sono venuto a dirti che Zaia ha sbagliato a liberarvi, andate a suonare i campanelli, no? Invece di fare interviste sui giornali, e magari rispondono anche più velocemente. Non ho capito, scusa, non ho capito prima il tuo accenno, ma Sì. potrebbe anche interessare chi ci ascolta. Dicevi, ma smettetela di dire che io ho ambizioni nazionali, che voglio diventare questo, voglio diventare quello, perché questo mi crea problemi. Sì, perché è un sistema per lordare il nostro lavoro. E ti spiego, ve l'ho sempre detto, ogni volta vi dico, ogni volta che ci sono le elezioni io sono perennemente candidato a tutto, lo sapete, no? Io ogni volta vi dico, mi faccio dei buchi di 5-6 mesi rispetto a rapporti che consolidi nel tempo, nei quali quando vai a Roma ti guardano per storto e ma sto qua adesso cosa c'è che cambiamento da fare? Cioè lasciateci tranquilli, lasciateci lavorare. A noi non ce ne frega niente di quello che faranno nelle elezioni, altre robe, noi siamo qui concentrati sul lavoro in Veneto. Se volessi fare politica farei tutt'altro di dichiarazioni di attività. Ve l'ho detto prima, uno che vuole fare casino, prende, non fa ordinanze e dice colpa di Roma, mi avete mai sentito queste robe? Cioè, se c'è un problema cerco di risolverlo come deve fare un amministratore, appunto. E poi i cittadini non è che li puoi distinguere in base a cosa votano o cosa pensano, i cittadini sono tutti uguali. Lo dico perché vedo che la stanno sempre più buttando in politica, sembra che tutto quello che facciamo abbia una finalità recondita, nascosta, c'è sempre un retto pensiero. Stiamo semplicemente, adesso adesso stiamo aumentando il numero di tamponi, finirà che diranno che col tampone ci sarà qualcosa dietro, chissà cosa avranno in mente per fare scalancia, per favore. Allora, andiamo una marea di perditempo abbiamo. No, io avevo soltanto, poi sto zitto, ci sono un paio di osservazioni che a proposito delle ordinanze, dei provvedimenti che possono interessare. Allora, la Lega Navale, immagino siano i proprietari di barche, dicono benissimo andare a fare manutenzione nelle barche fuori comune, ma quelli che ce l'hanno nel proprio comune possono farlo perché l'ordinanza parla di manutenzione fuori comune nel territorio regionale. Cioè, guardate. Hanno fatto mica una pazienza proverbiale. c'è un comunicato. Ma guardate, stamattina ci è arrivato un quesito, scusate, ci è arrivato un quesito sui ciclisti e il quesito prevede: ma se Zai ha detto che il distanziamento sociale in bicicletta deve essere in generale nelle uscite deve essere di almeno 1 metro, no? Uno esce da solo in bicicletta e ne incrocia un altro che è in bicicletta, la distanza deve essere di almeno 1 metro. E non si può, perché se si accumulano tante biciclette una da 1 metro dall'altra, viene fuori che c'è un corteo e quindi si infettano tutti. Ma scusate, ma nella legge vi ho detto almeno 1 metro, uno può andare anche a 100 metri una bicicletta dall'altra, capite? Cioè, adesso il chiarimento lo diamo in diretta, anche se nel proprio comune la barca si può riparare. Ma del resto c'è anche posso dire, non serviva per un altro motivo. Se ammettiamo le uscite per l'attività motoria nel territorio comunale, se uno va a fare l'attività motoria e raggiungere il natante o l'imbarcazione che ha, è sempre in regola. Se dopo ci va anche dentro, non fa nessun reato perché è casa sua, e quindi di cosa stiamo parlando? Io non voglio offendere nessuno, però sentite, sfioriamo i platani bendati contro mano a 200 all'ora, tutti i giorni. No, ma su questo e questo è un problema proprio che non è un problema. Una nota della Lega Navale, eccetera. L'altra domanda, che finisco,
un artigiano veneto di Schio che lavora in Toscana ringrazia, ha scritto il nostro giornale, ringrazia per il lavoro che state facendo e dice: io per tornare qui ho fatto un test sierologico che mi ha prescritto il medico di famiglia, l'ho fatto in un centro medico e posso tornare. Sarà possibile in futuro anche in Veneto magari sottoporsi a test sierologici del sangue? No, scusa, non ho capito. Il medico di famiglia toscano ha previsto? Sì. Vabbè, ma quando arriva qui deve farsi la quarantena, appunto. Per questo è previsto. Ma non ha fatto nulla di straordinario il medico di famiglia, cioè ha ordinato un tampone, punto. Cioè quello che fanno tutti i nostri medici di famiglia in Veneto, non capisco dov'è la straordinarietà di questa roba. Un test sierologico del sangue più che un tampone. Vabbè, sarà andato a farselo in un laboratorio, ma non... cioè è un esame quantitativo, ci dà le immunoglobuline, punto. Cioè se faceva un tampone avevamo la positività in uguale misura perché è un test molecolare che rintraccia l'RNA del virus. Cioè nel senso che magari può essere suggestiva la roba, ma spiegata scientificamente non ci vedo nulla di straordinario. Allora, Emiliano, Antonella Prigioni successivamente, si prepari l'area Marchiori, andiamo in questo ordine qua. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Parlando con gli artigiani, parlando con molte persone, emerge la difficoltà sempre degli aiuti economici dei fondi. Anche lei l'altro giorno ci parlava di un ritardo da parte delle banche, e sto parlando di Roma Nazionale, insomma come ritardo. Le chiedo, ma questi fondi, questi aiuti ci sono o è soltanto uno spot del governo? Ma guarda, allora rispetto alla cassa integrazione oggi ci sarà un ulteriore comunicato, ho chiesto anche dettagliato da parte dell'assessore Donazzani, l'avete già distribuito? Boh, verrà distribuito, in cui vi spiegano proprio passaggio per passaggio cosa è stato fatto in regione, perché vedo gente che va in TV, anzi io non la vedo, mi raccontano, che va in TV a dire che la regione Veneto non ha fatto nulla per la cassa integrazione, guarda, io mi metto il cuore in pace perché sono esattamente gli stessi che andavano in TV a dire che avevamo dato la sanità ai privati, sono esattamente gli stessi che andavano in TV a dire che le Olimpiadi erano una farsa e non avremmo mai portate a casa. Sono gli stessi che dicevano che il patrimonio umanitario del Prosecco era un'invenzione perché non c'era neanche il dossier, vi ricordo. Sono gli stessi che dicevano, posso fare una lista, che avevamo dimezzato le terapie intensive. Sono riusciti persino a dire questo. Io non so se ci fosse, come si può dire, una penalità per ogni cazzata che uno dice, c'è gente che sarebbe oggi squattrinata in rovina. Io non punto però il dito sulla regione, io parlo proprio di... No, guardate, poi c'è l'altro tema di finanziamento alle imprese, che è quello dei famosi 400 miliardi, però non si è ben capito rispetto a questo. Io, guardate, non faccio polemica, me lo chiedi te, vedo le imprese che mi dicono, vabbè, alla fine è come andare a chiedere un prestito, ma c'è una piccola differenza, c'è una montagna di carte per arrivare in cima alla vetta, hai qualche difficoltà, insomma qua tra il pubblico c'è qualche imprenditore che fa così e non ci siamo messi d'accordo. Grazie Presidente. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente. Ciao. Che cosa ne sa di questo studio segreto dell'Istituto Superiore di Sanità per cui i tecnici direbbero che insomma, la situazione è più grave di quella che sembra e quindi il ritardo della riapertura e più restrizioni di quelle che si potevano prevedere per il 4 maggio? Non ve lo so dire, ma abbiamo scoperto un nuovo strumento durante questa crisi che sono gli studi segreti. Sarebbe già il secondo. Allora, io ti faccio una domanda, può essere che uno studio possa essere secretato per tutta una serie di motivazioni, no? Il che non vuol dire che bisogna negare ai cittadini l'informazione, ma ci possono essere anche dei temi che vanno affrontati per non dar vita a panico. Però mi dovete spiegare per quale motivo, se così fosse, i responsabili della sanità per legge, che sono i governatori, non ne sanno nulla. Cioè, se io allestisco 1000 terapie intensive e tu c'hai lo studio segreto che dice che ce ne vogliono 10.000, se me lo dici, non dubitare della mia capacità, dimmi che ce ne servono 10.000, ma c'è anche qualcuno in grado di mettere in piedi 10.000, no? E quindi non si capisce, non vorrei fosse sempre, no, come si può dire, la coperta che sposti da un posto all'altro per coprire, è sempre corta. Vedo che adesso va di moda c'è lo studio segreto, abbiamo un dossier pronto per qualsiasi evenienza, non te lo so dire,
Guarda, io ho il massimo rispetto della comunità scientifica, non banalizzo nulla, perché penso che sia fondamentale anche per i cittadini capire che stiamo giocando con la morte, nel senso che non è che il virus è una roba, però è pur vero che continuo a vedere nei quotidiani la classifica dei contagiati per regione. Secondo me è inutile. È inutile. Tu non puoi paragonare i contagiati che ha il Veneto con 320.000 tamponi con quelli di qualche altra regione che deve ancora iniziare a fare tamponi. Di cosa stiamo parlando? Se voi guardate la classifica mondiale, vedete il Brasile, se non ricordo male, deve avere 60.000 contagiati in tutto il Brasile. Io non c'ho niente contro il Brasile, anzi, mio nonno è nato in Brasile, figuratevi. Però dico, non è plausibile che uno Stato così grande abbia meno contagiati del Veneto in proporzione. Cioè, capite che non tornano i conti. E quindi dipende Ho visto una bella dichiarazione di Boris Johnson, non so se l'avete vista. Dopo 20.000 morti ha detto che veramente ha visto la morte in faccia e adesso è un nostro discepolo. Cioè, a me spiace e ho visto e siamo tutti felici della sua guarigione, ma ci mancherebbe. Però vi ricordate quando dicevo agli increduli basterebbe portarli in terapia intensiva per capire? Ecco, la sua prima dichiarazione è stata questa: ho visto la morte e bisogna prendere in mano la situazione. Noi eravamo degli sprovveduti anche per qualche cittadino italiano che diceva che non serviva a fare tutto sto casino. Grazie. Ilaria Marchiaro, Rete Veneto, Antenne. Sì, buongiorno Presidente, Ciao. due domande. Allora, la prima riguarda le dichiarazioni fatte dal Ministro Boccia: chi sbaglia si assumerà le conseguenze, pagherà le conseguenze eventualmente di aver portato ad un aumento dei casi di emergenza sanitaria. E a questo proposito la Germania che allenta le misure restrittive e aumenta il tasso di contagio. Come commenta queste? Ma la seconda non ho capito chi è che dice questo della Germania. No, nessuno dice questo della Germania. Lo avete adesso dedotto oggi. voi? No, è oggi sui vari giornali, quotidiani online. No, abbiamo dedotto. Guarda, il tema è che oggi siamo entrati nella fase di convivenza. Mi spiace che il ministro Boccia si riferisca in questo modo, perché essendo un membro di governo, un componente importante del governo, fra l'altro colui che tiene il rapporto con le regioni, avrebbe dovuto prima evidenziare che noi abbiamo votato tutto quello che il governo ci ha proposto. Non si ricorda mai nessuno, ma le regioni hanno votato tutti i provvedimenti del governo. Siccome c'è l'intesa, per evitare di fare cagnara, anche se alcune cose non passano, quindi c'è stata totale solidarietà da parte delle regioni. Poi dico che lui dice chi mette a repentaglio poi ne pagherà il conto. Ricordo che il governo ha l'obbligo della vigilanza, per cui se è convinto che qualcuno mette a repentaglio la salute dei cittadini e magari noi non ce ne siamo accorti, il governo ha l'obbligo di intervenire impugnando anche le ordinanze, ma lo fa per il Veneto, lo fa per la Toscana, per l'Emilia Romagna, per le Marche, per il Lazio, per il Piemonte, per la Liguria, per tutti quelli che hanno fatto, perché qua non si va a colore politico, si va a ordinanza. Ecco Presidente, poi scusi, ne approfitto perché poi c'è stata un po' di confusione dopo le comunicazioni fatte dal governo e all'indomani poi quelle regionali, quindi c'è molta confusione tra i cittadini proprio che ci telefonano, ci chiedono chiarimenti. Ora ovviamente non le sto a riportare tutte le domande perché sennò non ne usciamo più, però il camper può essere considerata una seconda casa. E poi una ragazza, io gliele riporto perché... Però potrebbe rientrare il camper nelle attività di manutenzione come barche, imbarcazioni e aerei, sì, velivoli. Bene, e questa. E poi c'è questa che, vediamo cosa rispondiamo, una fidanzata prima del 4 maggio, quindi questa settimana dovrebbe accompagnare il fidanzato ad una visita medica perché da solo non può muoversi, i genitori non possono accompagnarlo e vivono nello stesso paese, quindi stesso. Ma guardate, allora, intanto la mia vicinanza
a tutti i fidanzati, compagni separati, cioè tutte le persone, coppie che vivono questa tragica separazione ormai da 2 mesi. Grazie. Abbiamo... Ma dove sei Amorosa? Fuori, un pelo fuori dal confine con Padova. No, perché ho avuto onestà. No, allora, intanto va tutta la mia solidarietà, per me congiunti vuol dire morosi, amiche, tutte le categorie vanno bene, nel senso che solo un paese incivile può pensare che l'incontro fra 2 persone in una coppia avvenga solo se è consolidato da scartoffie, quindi questo è vergognoso. Dall'altro devo dire che secondo me, descritta la situazione come l'ha descritta, cioè l'impossibilità di andarsi da solo, dovrà avere un accompagnatore e un'accompagnatrice, a prescindere che sia la fidanzata. Per cui nell'autocertificazione ci scrive documenta l'impossibilità, appunto, e dà il valore nell'autocertificazione dell'appuntamento che dovrà scrivere in autocertificazione. Mi sto recando accompagnandolo il signore e quindi non ci vedo problemi. Se poi in perfetta forma di salute e stanno facendo una visita, che so, dall'oculista, no, dall'oculista magari potrà avere problemi di vista, so, dal dermatologo per un brufolo, cioè, è difficile giustificarlo, però penso che ci siano tutti i presupposti. Abbiamo anche istanze di una marea di ragazzi e ragazze che ci chiedono l'extra ragione per raggiungere il partner, esatto, il moroso, e pensate a tutte le zone di confine, fra l'altro, no? Il veronese con la Lombardia, piuttosto che Rodigino con l'Emilia Romagna, insomma. E in questi casi cosa gli diciamo? Secondo me andrebbe autorizzato tutto, io lo vedo così. Bravo. Le faccio l'ultimissima domanda. Se poi ci dice esattamente l'indirizzo ti posso dire anche con chiarezza se puoi andarci o no. Beh, se extra Ma è la terza volta che mi domandi sta roba. Me la chiedono, se non si fida le faccio vedere, no? Perché poi magari pensa sia personale, ma no. L'ultima, l'ultima qui, siamo bersagliati, sembra assurdo ma è così, su domande che riguardano invece toilettatura per animali. Lo so che continuiamo a parlarne, però... Posso dire, annunzio Vobis. No, annuncio a tutti che abbiamo fatto una circolare autorizzandola, ma non è stato facile perché abbiamo voluto anche questo da struttura, quindi consegna individuale solo su appuntamento, quindi consegna dell'animale da parte del proprietario, che esce di casa da solo per accompagnare l'animale alla toilettatura. La finalità è igienica e su appuntamento. Guardate, tra l'altro molte regioni hanno già autorizzato, noi abbiamo voluto fare un approfondimento e quindi questa è autorizzata. Allora io faccio il solito giro, poi ritorniamo in sala e chiudiamo, se non c'è... Per loro c'è il quesito sui siti, c'è già la circolare. Ok, grazie. Che ovviamente vi diffonderemo. Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Prima domanda, su cosa potrebbero vertere le altre ordinanze che lei ha detto che potrebbe firmare? Una l'ha appena detta. Se le facciamo sono di aggiustamento, ad esempio è stata citata la storia dei camper, che è uno dei temi che ci sono stati segnalati. Ci potrebbero essere altre ordinanze di aggiustamento, ma ripeto, non per cercare la rissa, perché tutto ha una logica. E per cui stiamo facendo degli approfondimenti anche mutuando le ordinanze fatte in giro per l'Italia, che secondo me non è un segnale, come si può dire, di Babele gestionale, ma è un segnale di essere vicini ai cittadini. È inevitabile che la vicinanza del governatore ai suoi cittadini sia maggiore rispetto a quella che può avere un ufficio di Roma, ed è altrettanto vero che un sindaco è ancora più vicino ai suoi cittadini del governatore. Cioè funziona così, e la Proloco è ancora più vicina al suo cittadino, concittadino del sindaco, del governatore di Roma. C'è nulla da offendersi, funziona così. Seconda domanda della Nicolussi Moro, oggi 64 morti in più, cioè rispetto alle 8 di ieri mattina, non era mai accaduto, 42 solo a Verona, com'è possibile? Ma guardate, in Verona abbiamo fatto la riunione anche stamattina, c'è sempre i focolai delle case di riposo, peraltro guardate, vi faccio solo un esempio, abbiamo
Sì, dopo c'è anche il tema che non tutti erano attualizzati perché li hanno caricati in ritardo. Sì, questi dati. lo volevo dire che spesso vengono caricati con 24-48 ore anche Sì, 3 c'è anche un tema pratico, però al di là di questo i morti ci sono. E il tema, faccio esempio, Asiago, voi sapete che noi facciamo il tampone per la presa in carico del paziente, no? Sono stati tamponati 4 pazienti, dopo non so, 2 o 3 giorni, quanti giorni? 3 giorni, rifanno i tamponi per eccesso di zelo, tutti e 4 positivi. Erano entrati negativi. E uno dice, si sono infettati in ospedale. Beh, intanto l'ospedale non è il posto più sicuro per andare a passare la giornata, no? Ma non sono infettati, cioè vi ricordo che il tampone, ve lo vorrei dire a tutti gli esperti che capiano tutto del tutto, che il tampone ci dà la positività al 7° giorno. Cioè, la letteratura ci dice che non è che il primo giorno che ti infetti viene fuori, perché bisogna beccare il virus. 7° giorno. Il test rapido, secondo i nostri, ci dà la positività all'11° giorno. Quindi se quei tamponi sono stati fatti al 4°, 5° giorno, 6° giorno, il test ancora non è in grado, il tampone non è ancora in grado di intercettare il virus e quindi risulta negativo. Per questo si dice che il tampone è una foto di quell'istante. 3 domande del direttore del giornale di Vicenza, Ancetti. La prima, in Veneto per uscire rimangono obbligatori mascherine e guanti. I guanti non è obbligatorio il guante. Il DPCM di Conte parla di fortemente consigliate. Dal 4 maggio, secondo lei, prevarrà l'ordinanza o il decreto? Prevarrà che se io esco di casa mi metto la mascherina, nel senso che io trovo assurdo. Allora, se dovessimo fare una sintesi di questa storia, è la mascherina, o no? Basta. Vuoi vivere, devi mettere la mascherina. Vuoi fare la roulette russa con la tua vita, girare senza. Il problema è che non lo puoi fare perché metti a repentaglio anche la vita degli altri. Perché purtroppo in questo caso la scelta non è individuale ma è collettiva. Per cui quelli che sono allergici alla parola obbligatorio sappiano che questa qui è come una profilassi. Cioè, purtroppo è di comunità perché coinvolge tutti noi. La seconda domanda è in questo filone, sempre col contrasto ordinanza di PCM. Le seconde case, uscendo dai comuni di residenza... Però posso aggiungere, ho i miei dubbi che il Comitato Tecnico Scientifico abbia detto che è consigliata la mascherina. Vedremo il testo finale. E anche per questo c'è sempre nello stesso filone ordinanze di PCM, seconde case fuori dal comune di residenza. Da lunedì quale decadrà? L'ordinanza? Da lunedì quale? Dal 4 maggio. Siccome... La nostra decade, perché fino al 4 dopo vedremo cosa si potrà fare. Terza domanda. Guardate come quella della Sport, sembrava un'eresia e poi è stato annunciato dal governo che la Sport sarà permesso, appunto. Gli risulta che il decreto del governo preveda dal 4 maggio che nei mercati si vendano solo alimentari, mentre lui ha già dato l'ok anche a piante, fiori e vestiti per bimbi? Non ve lo so dire, ma l'ordinanza che ho firmato io va bene, perché i vestiti per bimbi sono una necessità, è giusto che, siccome sono autorizzati ai negozi, non capisco per quale motivo non si possono vendere nel mercato. Pederiva Gazzettino. Per questa settimana l'ordinanza si pone in conflitto con il decreto, in particolare per le passeggiate. Non teme il rischio di sanzioni a carico dei cittadini elevate sulla base del DPCM governativo? Guardate, il rischio delle sanzioni c'è sempre e comunque, però voglio anche dire una roba, che la sanzione c'è chi la subisce e chi la eroga. Io dico a tutti di mettersi una mano nella coscienza, perché se cominciamo ad andare a multare la gente perché cammina in virtù di un'ordinanza vuol dire che è saltato il sistema sociale. Paolo Brinis, Mediaset, TG24. Sul TG1 il commissario Arcuri ieri ha detto che Zaia fa sempre polemiche, parentesi, più o meno, dice Brinis, e ha promesso mascherine a 38 centesimi. I farmacisti e chi le produce però sono tutti arrabbiati. Ma intanto io non faccio polemiche. Mi spiace che il commissario Arcuri dica questo perché non ho mai polemizzato. Se dopo l'esame sta, allora ne prendo atto. Ho semplicemente detto che a 50 centesimi i nostri produttori non riusciranno a produrre le mascherine. Non sto difendendo l'idea che dobbiamo pagarle di più, però sto difendendo con obiettività l'idea
che il costo di produzione oggi di una mascherina prodotta in Italia chirurgica è assolutamente, come si può dire, non può giustificare un prezzo di vendita di 50 centesimi. Il direttore Domenico Basso di TVA pone 2 domande politiche. Cosa pensa del calo della Lega a livello nazionale dei sondaggi? A cosa l'attribuisce? Sul tavolo della leadership salgono le sue quotazioni. Questo secondo lei vuol dire che il Paese ha più bisogno di concretezza che di politica aggressiva? Ma no, guardate, intanto i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Parlo contro i miei interessi una volta per tutte. Ve l'ho detto anche l'altro giorno o ieri, natura non fa salto, no, la natura non fa salti, quindi come li fai in avanti li fai anche indietro, ma è la storia della vita, no? Cioè, per cui oggettivamente io non ho mai guardato i sondaggi, penso che fare sondaggi in questo periodo siano anche, come si può dire, avendo fatto io anche statistica all'università, la prima roba che impari è che deve avere dei campioni rappresentativi. Questo è un periodo, fra virgolette, atipico da un punto di vista statistico, no? Perché c'è una comunicazione intanto che è tutta appiattita sul coronavirus e quindi come fai a valutare la forza e l'azione anche della politica quando la politica di fatto è ai lati in questo momento, perché ci sono gli amministratori, ci sono i medici, cioè quando mai abbiamo visto tanti medici come in questi 2 mesi sui giornali? Mai. Allora quindi confrontare sondaggi di un periodo particolare su un'attività particolare e farne una trasposizione e con proiezione di no, decisamente no, ma lo dico anche per me, cioè secondo me si ringrazia sempre per la fiducia, ma i sondaggi sono un'altra roba, e poi se uno deve governare in base ai sondaggi deve stare a letto tutto il giorno. Seconda domanda, si profila come data per elezioni il 2 e il 5 ottobre, però pare ci sia una fortissima resistenza anche da regioni come la Campania che le vogliono prima. Lei conferma che il fronte compatto dei governatori delle regioni che devono andare al voto sul voto in estate? Io le confermo che è stato fatto un bel lavoro da parte del Ministro quando ha fatto il primo provvedimento, la prima bozza che abbiamo condiviso tutti, che prevedeva la finestra estiva. Penso che la storia ormai, l'attualità ci stia dando ragione. Vi ricordate quando ho detto sarà difficile giustificare di non aver fatto le elezioni a metà luglio quando apriranno tutto prima? Se le date saranno confermate, il 1° giugno sarà tutto aperto, bar e ristoranti compresi. E dovremo dire ai cittadini il 1° giugno, guarda che tu fra un mese e mezzo non potrai andare a votare perché qualcuno ha detto che era impossibile andare a votare. A me sembra veramente, anche perché le votazioni, voglio ricordare che sono in linea col droplet, perché è vietato l'assembramento, c'è il distanziamento sociale, cioè proprio sembra fatta su misura per il virus la legge per le elezioni. Quindi io auspico che si torni alla soluzione della finestra estiva per le regioni. Chiosa la Nicolussi Moro, che poi pone una domanda alla Lanzalin, quindi la porremo dopo, ma le sue eventuali ordinanze potrebbero riguardare anche le messe, le sante messe? Ma guardate, cioè le ordinanze stiamo valutando tutti gli aspetti. Io spero che per le messe il governo si metta una mano sulla coscienza e veda risolvere questo problema. La figuraccia è già stata fatta, adesso si trovi una soluzione, ma non perché bisogna avere un atteggiamento bigotto o prono al mondo. Io sono cattolico, ma lo guardo in maniera laica sta roba. Se tu dici che in una chiesa non si può entrare per una celebrazione dove puoi stabilire le distanze, dove puoi stabilire tutte le regole del mondo, perché comunque sono spazi grandi, vuol dire allora che chiudi i supermercati, che chiudi tutte le attività, cioè è sempre un fatto di reciprocità, no? Cioè, non sta in piedi, ma infatti ne viene fuori una contraddizione, così come dire che non si può giocare a tennis. Che contraddizioni ha? C'è anche la rete che ti divide. E Rete Veneta Antenna 3, poi avremo una domanda per il Lanzarin, poi possiamo chiudere. Sì, ecco, 2 domande di categoria, così finiamo. Allora, se 2 fidanzati devono... No,
La prima, i motociclisti dicono noi come dobbiamo comportarci, e la seconda invece riguarda l'Iron Beach, l'associazione di windsurf, che dice possiamo praticare, non possiamo praticare, noi stiamo lontani, lo facciamo comunque singolarmente. Questa è l'attività ludica sportiva che in teoria dal DPCM è ancora bloccata. Parlo degli Iron e quindi di quello... E quindi ad oggi non è risolto questo tema. Questo è un tema da approfondire, no? Dell'attività ludica e sportiva e individuale. Che riguarda anche l'apertura dei parchi a questo punto. Sì, faccio un esempio. Il giocatore di golf, come può mettere a rischio la sua salute e quella dell'altrui che gioca in isolamento, no? O il giocatore di tennis, o chi fa arrampicate, ne dicono altre. Quindi questo è un tema che assolutamente oggi rappresenta un punto di domanda importante. La motocicletta è un mezzo di locomozione per cui serve per muoversi ovviamente per finalità chiare, che sono andare a lavoro, per problemi di impegni inderogabili e quant'altro, quelli che sono giustificabili per la moto o per la bicicletta, e appunto se l'intendimento è utilizzare la motocicletta per fare una scampagnata, un'uscita la domenica o il sabato come eravamo abituati a fare, e io non sono motociclista, e ne viene fuori che non puoi, perché hai solo l'attività motoria nel territorio comunale, oppure puoi andare in teoria a vedere la seconda casa, ecco ci vai invece in macchina e in motocicletta, però deve essere intesa come un mezzo di locomozione come gli altri, non l'aspetto turistico, ludico, eccetera. Certo, grazie. Prego. Posso, Presidente? Prego. Ma sempre a rigor di logica, i mercati all'aperto, noi sappiamo che sono stati organizzati e in più siamo all'aperto, ma ci sono soltanto alcune categorie che possono operare, e sì. Parlo degli ambulanti, altri no. Quindi le chiedo anche semplicemente e banalmente perché posso andare a prendere il vestitino per mio figlio o le piantine senza mancare di rispetto a nessuno, perché non posso andare a prendere un paio di scarpe se non ho la necessità o altro. Sì, peraltro c'è anche una risposta a una FAQ che mi viene in mente del governo, che dice che i negozi che vendono scarpe o abbigliamento, se hanno la sezione bimbi, possono aprire ovviamente non vendendo il resto della produzione. Quindi in teoria uno che ha un banco di abbigliamento e c'è anche i bimbi potrebbe andarci senza vendere quello per gli adulti. Guarda, io spero che si risolva velocemente, perché a questo punto dovrei riscrivere un DPCM in Veneto, e dopo viene fuori che vogliamo fare i fighi primi della classe. C'è da dire che ho letto da qualche parte, ma verificatelo, lo verifichiamo assieme, quindi non lo so, da qualche parte bisogna che mi informi, sembra che forse Lombardia abbia previsto l'apertura dei mercati, ma è da verificare, per una notizia che ho sentito proprio camminando stamattina, la voglio verificare. Grazie Presidente. Ecco, io a questo punto passerei una domanda. Sì. L'assessore Lanzarini ha incontrato... Sì, ho parlato. No, ne ho parlato prima, sono qui ovviamente a manifestare degli operatori, delle operatrici, delle parrucchiere, quindi artigiani, no, del mondo della conciatura, quindi va la nostra vicinanza, ma non lo dico per semplice solidarietà. L'ho detto sempre in questi giorni, penso che non debba essere una tra le categorie da penalizzare. Troviamo la soluzione della messa in sicurezza, e secondo me rappresenta la banalità della mascherina, dell'igienizzazione, appunto, non c'è altro da dire, non ci vedo altri problemi. Dopodiché io ve l'ho detto il primo giorno che sono contrario ai box in plexiglass, spero di aver dato un utile contributo all'eliminazione. Passo la parola a Lanzarini, grazie. Buongiorno. Grazie Presidente. Arrivederci. Assessore Lanzarini, per ora una domanda, voi avete domande per l'assessore Tuffilippo, Ivana? Io avevo Allora faccio prima la domanda. avevo solo Sì. al Presidente Ah, una Presidente. domanda che mi era rimasta, ma è una domanda velocissima e semplicissima. Siccome si legge continuamente di stanziamenti, fondi straordinari da parte del governo, sussidi, sostegni, ad oggi la Regione Veneto quali finanziamenti ha ricevuto? Noi ricevuti Sì. abbiamo 117, 114 per la sanità. Sì.
E poi siamo dei pagatori di tasse, perché se scrivete, dobbiamo abituarci, quando scriviamo i soldi che riceviamo da Roma, dobbiamo dire anche quelli che diamo a Roma. Pensare, come dire uno, no? Io lo dissi un giorno al ministro Tremonti, da colleghi, io ho detto, è inutile che facciamo fare le dichiarazioni agli amministratori, voi sapete che noi abbiamo l'obbligo, giustamente, di fare la dichiarazione dello stato patrimoniale, perché è giusto che uno metta agli atti quello che ha. Io ho detto, però oltre a dire ho una casa o un appartamento, fammi dichiarare anche i mutui che ho, perché se no finisce che qui qualcuno, lo spaccato c'è sempre su ste robe. L'esperienza ministeriale. Quindi paghiamo circa 15 miliardi all'anno del residuo fiscale in Veneto e lo lasciamo a Roma. Ci hanno dato 114 milioni di euro. Questa è la frase giusta. Meno dell'1%. Assessore, la domanda è unica per ora, se non ce ne sono altre, la pone la collega Nicolussi Mora, se si può anticipare velocemente le linee guida del piano sul riavvio dell'attività programmata negli ospedali. Ma rispondo anche molto velocemente, nel senso che usciamo domani con la circolare, quindi con la presentazione del piano, quindi lo presenteremo domani. Domani non mancheremo di presentarvelo. Altre domande? Sì, Ilaria Marchiori. Buongiorno Assessore, scusi, una domanda che ci è stata rivolta da una telespettatrice. Non ha ben capito quale sia la differenza, se riusciamo a spiegarla in maniera anche semplice, tra il test sierologico quantitativo e qualitativo. Ma allora, test rapido è che è quello con la goccia di sangue e quindi è quello quantitativo. Qualitativo è quello invece sierologico col prelievo del sangue. Che è il più efficace di... Certo. Grazie. Su cui però c'è il famoso progetto di Plebani su cui c'è la sperimentazione. E la Nicolussi interviene dicendo se può raccontarci un po' di più su come è andata con le parrucchiere, ma in particolare se almeno potrebbero vendere i prodotti in bottega. No, allora io ho ricevuto questa delegazione di parrucchieri estetisti della provincia di Venezia e non solo, chiaramente hanno espresso il loro disappunto rispetto insomma, a questa categoria che sta sicuramente soffrendo insomma, come altre categorie artigiane. Ho spiegato che la competenza su questo è una competenza nazionale e non una competenza nostra, che però noi insomma anche in conferenza delle regioni, in cabina di regia insomma abbiamo già osservato come anche altre regioni insomma la necessità di dare delle risposte a queste categorie insomma che stanno effettivamente soffrendo e stanno avendo grossissime difficoltà. Signori, buona giornata, domani.